precedenti, non stiamo scherzando. Cioè questa è una cosa seria. Noi abbiamo constatato ciò che tutti i sardi hanno ormai come dato certo, come consapevolezza, che la Sardegna è stata portata al disastro da una classe politica che ormai governa questa terra dal 48 in poi. Chi fallisce non può continuare a governare. Questa è la regola. Le hanno provate tutte e hanno fallito. Il loro modo di governare, i loro modelli hanno causato il disastro di questa terra. Un disastro incredibile, che soltanto per recuperare i danni ambientali che sono stati compiuti in questa terra, un economista che mi ha fatto i conti ha detto: guarda, stiamo parlando di una cifra che io non riesco a stimare nella sua interezza e nella sua esattezza, ma come minimo andiamo a una cifra che si aggira da 50 miliardi di euro a 100 miliardi di euro. Questi sono i danni che hanno causato alla nostra terra soltanto al territorio. Se aggiungiamo poi i danni che hanno causato alla salute, alla nostra economia, che ci troviamo un'economia ormai, diciamo, quasi in grado di non respirare, un'economia che hanno voluto distruggere per fare in modo che non desse una minima possibilità a questa terra di avere prosperità e quindi cominciare a camminare e a volare con le proprie ali. Bene, noi siamo la consulta rivoluzionaria. Perché rivoluzionaria? Beh, cosa significa rivoluzione? Rivoluzione significa rivoltare. Ciò che era sopra passa sotto e ciò che era sotto passa sopra. Questo è il rapporto che noi andremo a rivoltare quando andremo a governare la nostra terra. La I che stava sopra la S verrà messa sotto e sarà la I a rincorrere la S, l'Italia a rincorrere la Sardegna e non più la Sardegna a rincorrere l'Italia. Perché noi abbiamo intenzione di andare a governare con atti concreti, cioè non è che andiamo lì a fare dei comizi di fronte alla regione e poi aspettiamo che sia facile il politico di turno che ci fa le promesse e noi ce ne rientriamo a casa tutti soddisfatti perché abbiamo ottenuto le promesse di Cappellacci oppure di centrodestra o di centrosinistra. No, non è più così. Noi andiamo lì per dirgli a quelli che stanno dentro il palazzo del governo che loro hanno finito, che loro hanno provato, che loro hanno fallito e hanno causato il disastro e devono stare via. E non staremo lì neanche ad ascoltare le loro ragioni, perché a noi interessano i risultati, non le ragioni che loro vorranno accampare per giustificare la loro azione disastrosa verso il nostro popolo. Noi andremo lì a fare atti concreti. Al signor Monti gli risponderemo che sta dicendo aboliamo le regioni a statuto speciale. E no, caro Monti, noi aboliamo te, noi aboliamo il rapporto che abbiamo di sudditanza con te. Noi faremo le nostre leggi e tu starai alle nostre leggi. Questo andremo a fare. Noi andremo ad applicare l'articolo 9 dello statuto regionale così come è scritto. Noi andremo a rovesciare quello che è il rapporto finanziario tra Italia e Sardegna. L'articolo 9 ci permette di togliere la delega all'Italia per l'incasso dei nostri tributi. Lo dice chiaramente. Non è così, va bene. Vuol dire che dopo l'Italia aprirà un'avvertenza a livello internazionale per contestarci l'articolo 9, però intanto noi applicheremo l'articolo 9 e istituiremo immediatamente l'Agenzia Salva delle Entrate. È vero, daremo la quota che spetta per statuto di sudditanza all'Italia, gli daremo i 3 decimi dell'IRPEF, gli daremo i 3 decimi
delle accise, gli daremo un decimo dell'IVA, però saremo noi a dare le carte, saremo noi ad incassare i nostri tributi e a dare poi la quota che spetta allo Stato, sempre come stavo dicendo, perché abbiamo un trattato di sudditanza che ci costringe a dare la decima allo Stato italiano, che non è neanche quella decima, perché 3 decimi significa il 30%, cioè significa che di quello che noi guadagniamo in netto dobbiamo dare il 30% allo Stato. Vuol dire che quel 30%, essendo calcolato sul netto, diventa il 40, il 50% sull'ordo. Cioè quindi la esazione che ci impone lo Stato non è di pochissimo conto, ma si tratta di parecchi soldi. Il problema è che questi parecchi soldi li ha incassati lo Stato e non ce li ha mai dati. Ma basta pensare alla beffa dell'IVA. Perché non dobbiamo vedere? Vi ricordate quei 500 milioni di IVA accertati che lo Stato non ci ha pagato? Beh, ce li restituirà, ma in quante rate? In 20 rate da 25 milioni di euro all'anno. Ma perché? Quando c'è qualcuno di voi che non paga qualcosa all'INPS o che non paga qualcosa, il bollo dell'auto, gli arriva la rateazione in 20 anni, gli arriva senza interessi e senza ore? Ah sì? Vuol dire che noi dobbiamo pagare di euro ci verranno restituiti in 20 anni con rate da 25 milioni di euro. Questa è la situazione, questo è lo stato di sudditanza. E basta con questa storia dell'assistenza, caro signor Monti. Ma cosa sta andando a dire? Togliamo gli statuti speciali e le regioni speciali. No, perché non andiamo un pochettino a fare i conti? Caro signor Monti, questo popolo ha a proprio carico tutta la sanità, tutti i trasporti e tutta la continuità territoriale. E quando un popolo, quando una collettività ha a carico la sanità, che è il 60% delle spese di ogni popolo, di ogni Stato, di ogni nazione, vuol dire che è quasi uno Stato. Noi ci stiamo caricando 3 miliardi e 300 milioni di euro per la nostra sanità, ce la stiamo pagando noi, nessuno ci sta pagando la sanità, l'unica regione in Italia che si paga tutta la sanità con l'IVA, ce la paghiamo con 9 decimi dell'IVA, con tutta l'IRAP e con parte delle accise, le spendiamo per pagare la nostra sanità e i nostri trasporti interni, tutti quegli autobus che girano qua nella Sardegna sono a carico nostro, la bolletta la stiamo pagando noi, la stiamo pagando. E poi il signor Monti cosa fa? L'Europa decide di istituire una categoria di transizione tra l'obiettivo 1 e l'obiettivo normale, cioè quella delle regioni normali. Cioè per chi ha deciso di istituirla? Per quelli che hanno un PIL del 75% e del 90% del PIL medio europeo. Questo ha deciso l'Europa. Cosa fa il signor Monti e il suo governo? Interviene e blocca la norma europea che altrimenti avrebbe riportato la Sardegna nel biennio che va dal 2014 al 2020, l'avrebbe riportato in una categoria di transizione che sarebbero stati grossi finanziamenti per la Sardegna che noi non riceveremo più, perché nel 2014 finirà la coda dell'obiettivo 1, che siamo usciti nel 2006 per il PIL della SARS, nel 2014 usciremo completamente dalla coda e quindi noi perderemo i finanziamenti europei. E voi mi direte, ma come? Ma in Europa noi ci saranno gratis i soldi. Un cavolo che ce li saranno gratis. Noi stiamo pagando la tessera all'Europa, cioè noi stiamo pagando il biglietto di entrata, cari amici miei. Se andiamo a vedere i conteggi di quelli che sono i finanziamenti della quota per tenere l'Europa non è che ce l'ha fatta Turchina che inventa i soldi. Qualcuno li sta mettendo? Beh, cari amici, li sta mettendo anche la Sardegna. Noi stiamo mettendo 10 milioni di euro all'IVA e altri 10 milioni di euro dall'IRPEF e dalle accise. Stiamo pagando le entrate in Europa e non ci siamo. Stiamo pagando più di quanto paga Malta, che ha però 6 rappresentanti nel Consiglio del Parlamento europeo e 4 voti
consulta che sta nascendo dal vostro cervello, non tanto dal nostro, noi non facciamo altro che leggere quello che scrivete voi. E qui c'è scritto che un altro concreto sarà quello di istituire l'ACO, cioè un antitrust saldo come quello catalano, che riempie i monopoli che si sono formati intorno all'energia, il monopolio Terna Eon che ci sta portando i costi energetici a costi insostenibili. Guardate bene che abbiamo toccato costi del 70% più alti, parlavamo della cifra 40%, quest'estate abbiamo toccato il 70%, abbiamo pagato l'energia a 390 euro a megawattora quando in vendita c'era a 190 e nel borsino di Milano l'energia addirittura era a 65 euro a megawattora e noi l'abbiamo pagato perché chi compra è l'Enel, chi compra è Terna e poi vende e ce la mette in bolletta. E allora anche su questo noi andremo a governare questo popolo ed istituiremo un antitrust nostro che non deve andare a calcolare il monopolio su tutto lo Stato italiano, deve andare a calcolare il monopolio sulla Sardegna e così eviteremo i monopoli che sono stati citati poco fa, quello per esempio portuali, in cui se si fermano a qualsiasi nave deve pagare la tangente all'orato, perché tutti i portatori sono in regime di monopolio, eppure quel mare è il nostro, quei porti sono i nostri e noi non diamo licenze, non possiamo dare concessioni perché questa prerogativa sarà giudicata lo Stato. Ma interverremo anche sulle accise, cari amici miei, noi stiamo producendo quasi il 60% della benzina che si consuma nello Stato italiano, ne stiamo esportando anche ai paesi extracomunitari e a tutta l'Europa. Bene, quella fabbrica di benzina, quell'industria è in Sardegna e grava sul nostro territorio, quindi inquina il nostro territorio. Ebbene, sui 6 miliardi, 0,33 milioni di accise che sono applicate su quella produzione, noi ne incassiamo soltanto 700 milioni. E perché? Perché anche lì hanno creato un inghippo, noi incassiamo soltanto le accise, ma state capendo cosa sto dicendo? Stiamo perdendo 5 miliardi di euro. Non è che stiamo perdendo quisquigne, stiamo perdendo 5 miliardi di euro e noi siamo in passivo di 1 miliardo e 300 milioni, saremo l'unico esempio in tutta l'Europa ad avere un bilancio inattivo. Non c'è nessuno Stato in Europa che ha un bilancio inattivo, la Sardegna potrebbe essere tra questi, potrebbe essere. Ebbene, hanno inventato un inghippo che fanno concludere il ciclo degli idrocarburi non in Sardegna ma lo fanno concludere a Latina, così l'applicazione delle accise non avviene in Sardegna ma avviene a Latina. Le inventano tutte e allora noi se un sostocchettatore e noi faremo in modo che le vespe escano dalle armi ed invadano tutto, perché non possiamo più aspettare. Non possiamo più aspettare che questa terra subisca dei processi irreversibili. Non possiamo più aspettare il danno psicologico fatto al nostro popolo, che è convinto che le pensioni ce le sta pagando. E invece, come faccio le pensioni? Dopo non mi danno più la pensione. Ma stai scherzando? La tua pensione te la stai pagando tu stesso, che hai dato i contributi. Tu hai versato i contributi per la tua pensione, allora uno che è andato in Germania a lavorare non ha pensione perché se ne è entrato in Sardegna. No! L'INPS è una banca in cui tu versi e poi ti restituisce la pensione. Non è una prebenda dello Stato, è un nostro diritto, una nostra capitalizzazione, sono soldi nostri. E allora tutto questo noi andremo a dire alla gente, e per non allungarci molto, perché sono tante le cose da dire. Se andate a vedere questa piattaforma dietro ce ne sono parecchie cose da dire. Beh, allora noi perché stiamo girando la Sardegna? Per restituire la quota di responsabilità a voi, ve la stiamo restituendo e vi chiederemo poi cosa ne volete fare della vostra quota di responsabilità, della vostra delega. La volete ancora dare a chi ha causato questo disastro o volete essere voi i costruttori di una nuova Sardegna, di un nuovo popolo
visto che le fotocopie, le copiature, i modelli copiati in questa terra causano disastro. Ci vogliamo decidere una volta tanto ad essere noi a prenderci la responsabilità di governare questa terra?